Sì, molto bello ritrovare questo pubblico che abbiamo già conosciuto e assaggiato un po' di anni fa ed è veramente, ma d'altronde qui in Sicilia è sempre una grande festa. Devo ringraziare tutti per questa grande partecipazione. Veniteci a trovare, vi vogliamo bene. Bellissima, bellissima, piena, gremita, entusiasta ed è stato veramente emozionante. Assolutamente, sì, molto, molto bello, emozionante, ti ripeto. Un abbraccio virtuale a tutti, veniteci a trovare perché per noi è sempre una festa. Ciao. Ma io penso che tutte le manifestazioni trascineranno persone a Piazza Progresso, prima perché questa organizzazione è stata richiesta da moltissime persone, ci aspettavano di nuovo la rinascita dell'estate raffaellese e ho avuto la fortuna di trovare Giovanni Gentile, che è un ragazzo che quando si impegna riesce a ottenere risultati favolosi e mi ha ancora una volta dimostrato di essere una persona all'altezza della situazione. Già è la seconda o la terza manifestazione in cui le persone hanno partecipato in massa e ancora ce ne saranno tantissime fino ai primi di settembre. Lo street food ad agosto, i primi di agosto, ma ci saranno tante altre manifestazioni, commedie, altri cabarettisti, altre serate all'italiana in cui si ballerà. Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le fasce d'età e ci siamo riusciti, perché come vedete questa sera vedere uno di questi cantanti moderni che coinvolge i giovani non è difficile, i giovani si lasciano coinvolgere facilmente, ma vedere questa sera persone dai 60 anni a 70 anni ballare, cantare, gridare, alzare le mani, accendere il telefonino e quant'altro è stata un'emozione bellissima. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Non dallo aspettare, devo pure soffiarla. Soffia! No, blocca l'ascensore. Non ti bruciare le capelle, perché questo è il 70 e 1, mi rubi l'anima, ma poi l'accetti via da me. Io la inseguo e trovo sempre te. Cose non le sa, non credo che glielo dirò, ne crede solo a quel che ha, ma non a me sicuro. ho visto rondini lassù Cadere lei non sapeva far l'amore e questo è un fatto marginale. Sopra il letto a volte ha pure un prezzo e un uomo lo pagò. Un poco per soldi ed un po' per paura lei decise di usare quell'altra natura.